Nei Balcani le inondazioni delle scorse settimane hanno provocato anche una grave crisi ecologica. La diplomazia italiana, con un vertice a Trieste, ha definito una strategia per l'integrazione europea dei Balcani. Gli ebrei di Riga e della Lettonia, una comunità che è rinata malgrado lo sterminio subito durante la Shoah. In Moldavia la redazione del sito Newsmaker redige e pubblica notizie in russo, un modo per arginare la propaganda di Putin. Il cinema ucraino, nonostante la guerra, si è affermato grazie alle registe donne, raccontando la quotidianità del paese. Quintali di plastica, sacchetti indifferenziati e rifiuti ingombranti. Sul pelo dell'acqua del fiume Drina galleggiano persino vecchi elettrodomestici. 10.000 metri cubi di rifiuti, intere discariche urbane, sono finiti in acqua, trascinati dalle piene causate dal maltempo delle ultime settimane. Una corsa impetuosa di oltre 346 km, fermata prima che arrivasse a una centrale idroelettrica in prossimità del lago di Visegrad. Dietro di noi c'è una barriera che contiene i rifiuti galleggianti che provengono dal bacino superiore del fiume Drina e dal fiume Lim. È un disastro ecologico significativo. Un disastro ecologico innescato dal cambiamento climatico in atto. Anche la penisola balcanica nei mesi invernali è stata investita da un'ondata di caldo anomalo. Per settimane le piste da sci in Croazia sono state alimentate con la neve artificiale. Poi l'improvviso abbassamento delle temperature. In 24 ore sono arrivati violenti nubifragi e le alluvioni che hanno devastato molti territori, dall'Ungheria al Kosovo. Nel villaggio di Obot, in Albania, il fango ha bloccato le principali vie di accesso alle case e ci è voluto l'intervento dell'esercito per mettere in salvo gli abitanti. 56 scuole sono state temporaneamente chiuse. Questi eventi meteorologici naturali tendono a diventare sempre più frequenti e sempre più intensi a causa delle ondate di calore. Penso che ci sia un collegamento con il cambiamento climatico provocato dall'uomo. È davvero sorprendente quello che stiamo vedendo in tutta Europa, dove abbiamo da tempo superato tutti i record precedenti. Le alte temperature invernali hanno raggiunto livelli mai visti, soprattutto all'inizio del nuovo anno. Infine è arrivato il vero inverno a coprire con un velo di neve quella catastrofe ambientale aggravata da una cattiva gestione del ciclo dei rifiuti, tallone d'Achille dei paesi balcanici nel processo di integrazione europea. L'acqua ha trascinato con sé i materiali accatastati in discariche spesso irregolari lungo il Drina, che corre attraversando 3 paesi: Montenegro, Serbia e Bosnia. Questo effettivamente trasforma Visegrad in una discarica regionale de facto. È un fenomeno che si ripete ciclicamente da almeno 2 decenni. La stessa quantità di rifiuti è stata estratta dal fiume negli anni passati. Ci sono voluti 6 mesi per rimuoverli. I rifiuti vengono portati nella discarica municipale di Visegrad, che però non ha la capacità sufficiente per smaltire tali quantità. Spesso ci sono incendi nelle discariche che provocano peggioramento della qualità dell'aria e un ulteriore rischio di sversamento di liquami nel fiume. Nesposobni da riješimo ovaj problem za toliko dug period. Jer ako imamo blizu smeće, la gente deve svegliarsi, questo è un problema serio. Se i rifiuti si accumulano ai margini della città, possono causare malattie. Nessuna singola persona può risolvere tutto questo. L'intera società deve essere coinvolta. I pomuni. Cambiano i governi, non cambia la posizione italiana sui Balcani. L'obiettivo rimane una rapida integrazione nell'Unione Europea, un processo rallentato dai problemi in Kosovo e Bosnia e dai dubbi di alcuni paesi europei che temono, tra le altre cose, un'immigrazione difficile da gestire da una regione che rimane ancora relativamente povera. L'impegno italiano è stato ribadito alla conferenza organizzata a Trieste dal Ministero degli Esteri il 24 gennaio, incentrata proprio sui Balcani. È stata la stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a dirlo chiaramente in un videomessaggio. L'allargamento verso sud-est dell'Unione Europea è nel nostro interesse strategico.
Nei Balcani è attiva da anni la Cina con investimenti infrastrutturali. Storicamente la Russia fa pesare la sua influenza, in particolare sulla Serbia e sull'entità serba della Bosnia-Herzegovina, tanto che Belgrado non ha ancora imposto alcuna sanzione su Mosca per l'aggressione contro l'Ucraina. Fattori che spingono verso un maggior protagonismo dell'Unione Europea. Se si lasciano spazi vuoti, poi questi spazi vengono occupati, ha affermato il capo della Farnesina Antonio Tajani. Dobbiamo avere un dialogo forte perché vogliamo che la Serbia guardi più all'Europa e meno a Oriente, quindi se guarda più verso di noi è una cosa buona, ma anche noi dobbiamo mostrare interesse per tutti questi paesi. Il ministro ha aggiunto che Francia e Germania avrebbero voluto estromettere l'Italia dal quintetto che negozia sui rapporti tra Serbia e Kosovo e che include Stati Uniti ed Unione Europea. Alla fine Roma ha preso parte all'ultimo incontro in cui è stato proposto un piano di normalizzazione delle relazioni che include, tra le altre cose, la protezione della minoranza serba in Kosovo. La protezione della minoranza serba in Kosovo è un elemento chiave. Noi crediamo che l'associazione dei comuni serbi, che è qualcosa che è stato deciso 10 anni fa, debba essere attuato e che quindi questa misura non possa più essere rinviata, diciamo. Accanto a questa misura ci sono tutta un'altra serie di elementi che vanno a comporre poi un pacchetto di mediazione e di compromesso che poi dovrà essere accettato nella sua interezza. Il rafforzamento dei legami passa anche attraverso l'economia. Il 21 marzo si terrà a Belgrado un business forum che permetterà alle imprese italiane di sviluppare nuovi rapporti. In favore degli sforzi italiani si è espresso il commissario europeo all'allargamento, l'ungherese Oliver Várhelyi, che lavora per favorire l'entrata nell'Unione Europea del gruppo che include Serbia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania e Bosnia-Herzegovina. Spero che l'Italia continui a giocare un ruolo importante a proposito non solo del processo di pace e stabilità nella regione, ma anche sull'accelerazione dell'ingresso in Unione Europea e sulla vera integrazione, cioè l'integrazione economica e sociale dei Balcani occidentali. L'Italia esprime il maggior contingente militare in Kosovo e Bosnia, missioni che hanno l'obiettivo di mantenere la pace nei due paesi e che devono durare fino a quando è necessario, secondo il generale Claudio Graziano, alla conferenza in qualità di presidente Fincantieri. La presenza militare nei Balcani, che come si dice è leggera, è bene che ci sia, perché garantisce la stabilità, garantisce la presenza delle organizzazioni internazionali, dell'Unione Europea e della NATO, e deve durare quanto è necessario. Un numero spaventoso che testimonia le 70.000 vite degli ebrei uccisi in Lettonia durante l'Olocausto. Dopo l'occupazione dei nazisti nel 1941, i tedeschi deportarono dalla Germania, nel ghetto di Riga, la capitale, 25.000 ebrei. La maggior parte di loro furono sterminati nei mesi successivi in oltre 200 località del piccolo territorio lettone. Peitav Shul è l'unica delle numerose sinagoghe di Riga ad essere sopravvissuta alle distruzioni. Rappresenta uno dei più importanti edifici Art Nouveau della capitale, dove nei prossimi anni si lavorerà intensamente sulla valorizzazione delle tradizioni ebraiche grazie all'imponente risarcimento di oltre 40 milioni di euro che la comunità riceverà dallo Stato in 10 anni, grazie alla legge approvata dal Parlamento in aprile dello scorso anno. Siamo veramente grati allo Stato per la legge passata dopo 20 anni di dure battaglie. Questo aiuterà la comunità a investire nell'educazione, nelle scuole, nei progetti culturali e sociali. Inoltre potremo incentivare i giovani ad approfondire la conoscenza della tradizione, della legge e della storia ebraica. Preservare l'eredità storica e promuovere il rispetto e la convivenza delle diversità è anche l'obiettivo principale del Museo Ebrei in Lettonia, dove si lavora sui progetti che saranno realizzati con i fondi del risarcimento. Для меня важно, что первые ресурсы мы Cominceremo con la ristrutturazione degli immobili che ci sono stati restituiti e questo ci permetterà di essere economicamente autonomi. Poi lavoreremo sull'educazione, dando la possibilità ai giovani di iscriversi alle migliori università. Continueremo a puntare sul sociale per aiutare chi ne ha bisogno e continueremo con lo studio sulla genealogia delle famiglie vittime dell'Olocausto.
Inoltre, ristruttureremo le sinagoghe e lavoreremo sulla manutenzione dei monumenti dislocati su tutto il territorio nazionale. L'immenso edificio che ospita il museo è stato costruito nel 1905. Allora ospitava un club, un teatro, la biblioteca e numerosi eventi importanti. Durante l'occupazione sovietica vi si insediò il Partito Comunista e l'Università per la formazione politica. Il museo fu aperto nell'89 e sarà riprogettato grazie al cospicuo risarcimento che sarà devoluto alla comunità ebraica lettone, costituita da circa 10.000 membri. A 80 anni dall'Olocausto la giustizia è stata fatta e questo è il pensiero che prevale all'interno della comunità. Prima della legge sul risarcimento, la Lettonia ha ufficialmente chiesto perdono per i collaborazionisti dello sterminio durante l'occupazione nazista, ma nonostante questo, ogni 16 marzo i caduti della Legione Letto nella divisione delle Waffen-SS vengono commemorati con una marcia. Quello che mi ha dato più fastidio è il fatto che sia accaduto vicino al Monumento della Libertà, il simbolo di Riga. Ma questi eventi non vanno giudicati troppo severamente, perché accanto allo stesso monumento, il 30 novembre, tanti intellettuali e tanti cittadini, quasi 4.000 prima del Covid, si riuniscono per commemorare le vittime dell'Olocausto. Questa è la cosa più importante. Non avrei mai pensato che saremmo riusciti a raggiungere questo. Nobody liked it and, A nessuno è piaciuto quanto accaduto in marzo. C'era tanta rabbia perché è stato permesso di celebrare la commemorazione che è stata addirittura sostenuta da alcuni politici e in passato anche da diversi ministri. Negli ultimi anni però questa parata sta diventando sempre meno importante. Credo che alla fine abbiano vinto la verità e la giustizia. You can say that the truth and the good won the battle. La Moldavia è un mosaico etnico-linguistico. Quella russa, oltre a essere la prima lingua nella regione separatista della Transnistria e in quella autonoma della Gagauzia, lo è anche per il 15% dell'intera popolazione. Ma è ampiamente parlata e compresa dalla quasi totalità dei moldavi, per i quali è il rumeno la lingua madre. Questo rende il piccolo paese ex sovietico particolarmente esposto alla propaganda dei mezzi di informazione di Mosca, ampiamente diffusi qui, dalla TV alle piattaforme online. A bilanciare l'informazione c'è però il sito indipendente in lingua russa Newsmaker. La caporedattrice Galina Vassilieva ci accoglie nella redazione nel centro della capitale Chișinău, vicino ai palazzi del potere. Ci aspettavamo un rifiuto dei nostri contenuti in russo, soprattutto dopo la guerra, ma è successo il contrario. Stiamo ricevendo un supporto sempre maggiore dal nostro pubblico. Nel paese c'è una spaccatura, perché i moldavi di lingua russa sono più soggetti alla propaganda di Mosca. Nonostante di recente in Moldavia siano state bandite le news dei canali russi, la situazione purtroppo non è cambiata. Sondaggi affidabili ci dicono che il 40% dei moldavi giustifica l'invasione dell'Ucraina e questo ci fa capire come, anche uscendo dalla scatola delle notizie della TV, la gente si informa su internet e sappiamo bene come funzionano gli algoritmi di YouTube. Se guardi un video ti suggerisce video simili e così la gente resta in una bolla informativa. Per questo è importante offrire una varietà di contenuti anche in russo. Abbiamo un ruolo unico in Moldavia. Inchieste, articoli scomodi di debunking delle fake news propalate dai media russi. In questi anni i giornalisti di Newsmaker sono riusciti a costruire un pubblico numeroso tra i russi di Moldavia. Siamo nella top 10 dei siti più popolari e visitati del paese. Il 40% del nostro traffico arriva dall'estero. Moltissimi moldavi della diaspora visitano il nostro sito. Avevamo molti lettori anche in Russia, ma purtroppo l'ente federale russo per i media ci ha bloccato per via della nostra copertura dell'aggressione militare russa all'Ucraina. Certo non è affatto semplice. I media in Moldavia non navigano nell'oro e dall'altra parte la macchina disinformativa russa gode di finanze pressoché illimitate. Il compito di Olga Chenusha è trovare i soldi per andare avanti.
Siamo un media indipendente, lavoriamo prevalentemente grazie alle donazioni. Al momento siamo supportati per l'80% da sovvenzioni e per il 20% dalla pubblicità che vendiamo sul nostro sito e recentemente anche da crowdfunding. Infatti vogliamo creare attorno ai nostri giornalisti una comunità che speriamo nel tempo diventi più grande e che ci aiuterà a ridurre i rischi. I nostri finanziatori sono in gran parte internazionali. Otteniamo molto supporto dalle ambasciate americana e olandese e da National Endowment Democracy. Nel panorama moldavo il ruolo dei giornalisti di Newsmaker è particolarmente importante per quella parte della popolazione che vive in Transnistria, la regione separatista controllata militarmente dalla Russia. Lo sa bene Evgeny Sholari, uno dei giornalisti della redazione. Siamo una delle principali fonti di informazioni anche per chi vive dall'altra parte del fiume Dniestr, nella Transnistria occupata militarmente dalla Russia, dove non esistono media indipendenti e l'informazione è controllata da Mosca. Abbiamo dei corrispondenti lì che lavorano in anonimato perché può essere pericoloso in un territorio occupato. Succede persino che molti abitanti della Transnistria si affidano a noi per sapere veramente cosa accade all'interno della regione. Siamo una specie di ponte, cerchiamo di creare un bilanciamento nella sfera informativa della Transnistria. Il centro storico di Odessa in Ucraina è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale in pericolo dell'UNESCO, nonostante l'opposizione della Russia. Nel corso di una sessione straordinaria del Comitato del Patrimonio Mondiale a Parigi, 6 paesi su 21 hanno votato a favore dell'iscrizione di Odessa. 14 si sono astenuti. La delegata della Federazione Russa, Tatiana Dovgalenko, ha votato contro. Un cinema giovane che racconta la quotidianità, il sentire di una nazione travolta dalla guerra. Il Trieste Film Festival ha dedicato un'intera sezione alle registe ucraine. Uno sguardo particolare su un paese che è dal 2014, dal Maidan, che si trova in guerra. Con il distacco dalla abitudine, dalla oppressione patriarcale sovietica, ha dato questo 2014 la possibilità di scongelarsi a nuove giovani forze. Queste giovani forze erano ragazze, attiviste, studiose, a volte poetesse, sceneggiatrici, che sono state anche membre attive della rivoluzione del 2014. Soprattutto alcune agenzie statali hanno volontariamente dato spazio a questa visione femminile antipatriarcale, antisovietica, e le donne, che erano in grande misura e in grande quantità presenti, hanno preso al volo questa occasione. La storia raccontata dalle donne, storia di guerra come in Klondike di Marner Horbako, il racconto post-sovietico d'amore intimo di Quando gli alberi cadono di Marcia Nikitiuk, un film che rispecchia ma anche denuncia la mentalità patriarcale della provincia ucraina. Queste cose che a me non piacevano da parecchi anni, che venivano da Soviet Union, da quello che purtroppo se era un modo di sopravvivere, perché se sei molto bello, molto intelligente, qualcuno ti può scrivere anonimo e lo vai a gulag. Allora un modo di sopravvivere era di stare invisibile. E allora così, quando abbiamo fatto indipendenza, le cose sono cambiate, il sistema sono cambiato, ma la gente no. E le cose che ci serve generazioni. In un'Ucraina colpita dalla guerra, le arti, la letteratura, il cinema sono anche strumenti che affermano una nuova identità della nazione. Dal 2014, da quando c'è stato l'Euromaidan, l'Ucraina ha vissuto già questo impatto, questa ripartenza culturale molto forte, perché ce ne siamo resi conto che avendo la cultura forte si può resistere di più a anche un'invasione dall'estero. Quindi si investe molto nella cultura, ma non soltanto
cultura nazionale, ma proprio di riscoprire le nostre proprie radici e di farli ritornare all'interno della nostra cultura. Dal 2014 in poi molti sono stati documentari, non sempre di alta qualità, che hanno illuminato un fatto o l'altro degli scontri, dei separatisti, delle invasioni, della questione della Crimea, ma soprattutto molti erano stati documentari proprio dedicati al Maidan, la rivoluzione del 2014 che ha cacciato il presidente filorusso. Dopo il 2022 ovviamente non si può più far cinema, perché non ci sono più soldi, non ci sono strutture, non ci sono i mezzi e tutti ovviamente i mezzi economici sono dirottati su altre occasioni, su altre emergenze. E con i registi maschi costretti in trincea, in Ucraina sono le registe donne a creare l'immagine cinematografica del paese.